Allora, domani alle ore 18 presso il Palazzo Vivante, in largo Papa Giovanni numero 7, la sede dell'Azzurra Basket, si svolgerà la presentazione ufficiale alla stampa e a tutti i simpatizzanti interessati della 20ª edizione del torneo internazionale Don Marzari, un torneo internazionale che partecipano 12 squadre maschili e ci sarà anche il torneo, la grande novità, del quadrangolare femminile. 12 squadre, 4 triestine, una che proviene da Capodistria e dopo sono 7 squadre che vengono da tutta Italia. Un appuntamento che personalmente io ho organizzato appunto da 20 anni, è un momento molto importante per Trieste e soprattutto anche per noi dell'Azzurra, con le grandi vittorie a livello europeo della nazionale italiana condotta da Ruziere e Tonut, per cui sarà un momento molto importante per tutti noi che dà un po' l'avvio alla stagione sportiva 2013-2014. Oggi qua siamo al Pala Trieste, c'è l'allenamento della nazionale e oggi giustamente la federazione ha voluto organizzare questo allenamento aperto ai bambini del mini basket regionale e siamo molto contenti, c'è una grande presenza, oltre un centinaio di bambini con i loro istruttori, gran parte ovviamente sono a Trieste, ma abbiamo anche presenze di Gorizia e dintorni, per cui siamo molto contenti. Il presidente Adami ha voluto regalare a tutti i bambini presenti la maglietta per ricordo della giornata. La nazionale è molto amata, i bambini ci tengono molto, il mini basket tira tantissimo a livello regionale, anzi a livello regionale stiamo creando un nuovo percorso per tutti i nostri istruttori, vogliamo fare un grande esperimento in maniera tale che in Italia il Friuli Venezia Giulia c'è una specie di regione guida e noi riusciamo per riuscire a formare tutti i bambini di questa regione nella stessa maniera, controllando il lavoro degli istruttori e coordinati dal sottoscritto e da Stefania Sperzagni, che è responsabile regionale, e da tutti i responsabili provinciali, dai loro formatori, in maniera appunto da dare un impulso sempre maggiore al mini basket del Friuli Venezia Giulia. Ma il pronostico per l'Italia io li vedevo molto bene, devo dire la verità, ho avuto molta sfortuna perché Bargnani, Hackett, queste assenze e Gallinari sono purtroppo fondamentali. È una squadra molto unita che potrà andare forse oltre le sue possibilità e riuscire anche a far bene. Mi dispiace tantissimo l'assenza di Hackett, che è un ragazzo straordinario, conosco personalmente e secondo me mancherà tantissimo come attaccante. Comunque un grande in bocca al lupo alla nazionale italiana che cerca di fare bene come hanno fatto gli under 20 a Tallinn, insomma non dico di arrivare fin lì, ma insomma di fare il meglio possibile. Chiaramente gli under 20 per me significa Ruziere e Tonut personalmente, perché sono nati con me, soprattutto Michele, che ha cominciato a 5 anni a giocare mini basket al centro mini basket Cobaleno e ha fatto tutto il settore giovanile in Azzurra fino a 17 anni, per cui Stefano è uguale, è arrivato a fine mini basket, ha fatto tutto il settore giovanile con l'Azzurra. Pertanto per noi e per me personalmente questa è stata una grande emozione. Il giorno della finale, le premiazioni, quando hanno vinto ero una valle di lacrime a casa mia, perché vedere il frutto di un lavoro di 10 anni, perché l'Azzurra sta lavorando 10 anni in storia giovanile, coronato in questa maniera con 2 triestini protagonisti assoluti della finalissima, portare l'Italia a quel livello è stata una grande soddisfazione, come grande soddisfazione aver visto adesso Stefano Bossi andare a giocare a Trapani come secondo playmaker di Leonardo. Insomma, per noi obiettivamente stiamo riuscendo a fare quella della nostra mission, ovvero fare giocatori di basket a tutti i livelli, e sicuramente Ruziere e Tonut sono il traino ideale per tutto quello che hanno fatto, e pertanto rimarrà sempre nel mio cuore questa grande emozione vissuta quest'estate. Let's hear more from the start of that.